Bene, eccoci qua allora, terza parte di TV7 Match che dedichiamo ai problemi del Servizio Sanitario Nazionale, Armando. In particolare parliamo soprattutto dei problemi di chi lavora nel Servizio Sanitario Nazionale, perché questi sono giorni di agitazione, di sciopero, di manifestazioni del personale sanitario, tutto, non solo i medici o solo gli infermieri, ma questa volta diciamo il comparto in maniera compatta ha manifestato e sta manifestando ancora, lo farà ancora nei prossimi giorni, contro quelle che sono le decisioni del governo sostanzialmente. Sì, diciamo che il problema è che tipo di sanità stiamo affrontando. Allora, molti anni fa la sanità era molto più semplice. Le tecnologie erano molto più, diciamo, limitate e di conseguenza anche le specialità avevano i loro limiti. Oggi invece abbiamo una sanità che è evoluta molto rapidamente e speriamo che di questa evoluzione ne prenda atto anche chi sta facendo l'ospedale di Padova, perché sarà una questione di un salto in avanti sulla problematica di come curare le persone. E questa è la cosa fondamentale. Ma chi cura chi? Questo è l'altro problema. Perché non possiamo continuare a vivere nella maniera che potevamo vivere 50 anni fa, 60 anni fa? E di conseguenza anche i medici hanno i loro diritti. C'erano medici e ci sono ancora medici che per fare un'operazione si impegnano ore e ore, 8-10 ore per riuscire a salvare una persona. Che cosa viene riservato a questo genio che riesce a modificare il destino di una persona? Nulla. La gratificazione è l'ultima cosa che noi facciamo nei confronti di medici che rischiano anche la loro vita a volte, perché l'abbiamo visto durante il Covid, che medici che erano in pensione sono tornati, hanno subito il contagio e poi se ne sono andati. Ecco, tutta questa problematica, c'è qualcuno che si interessa e vuole affrontare questo problema, perché i problemi chiaramente sono determinati dal fatto che a seconda di come io affronto le tematiche troverò anche le soluzioni. E soprattutto c'è un'altra cosa, che in Italia è, diciamo, in uno stato avanzato della ricerca piuttosto che della utilizzazione delle nuove tecnologie per guarire i pazienti, ma naturalmente abbiamo dei governi che di questo ne tengono poco conto. E di questo stiamo parlando con i nostri ospiti, certo, appunto, che ci aiuteranno a sgrovigliare un pochettino la matassa. Non ci riusciremo certamente in una serata, ma quantomeno affrontiamo bene le problematiche. Certo, e anche per conoscere nel dettaglio quelli che sono i problemi che stanno affrontando chi lavora in questo momento all'interno della sanità pubblica. Saluto in studio e ringrazio per essere qua con noi il dottor Luca Barutta. Buonasera, dottor Buonasera Barutta. A voi. Grazie per essere qui con noi nei nostri studi, è segretario della NAO Assomed del Veneto. Saluto in collegamento il professor Giovanni Leoni. Buonasera, professor Leoni. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Grazie a lei, Presidente dell'Ordine dei Medici di Venezia e Vicepresidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri. Saluto in studio il Professor Giampiero Avruscio. Buonasera, Professor Avruscio. Buonasera. Grazie anche a lei di essere qua con noi, il Presidente dell'Ampo Ascoti di Padova. Grazie per essere qui con noi. Allora, 3 medici che lavorano nel settore del pubblico, quindi la sanità pubblica che sicuramente, prima Armando giustamente dicevi il periodo della pandemia del Covid, una pandemia che ha gravemente pesato sul sistema nazionale, che ne è uscito tra l'altro con
come dire, con un'eredità altrettanto pesante, con tutta una serie di ritardi nelle terapie, nelle visite, negli esami, nelle operazioni e quant'altro, ritardi che si stanno probabilmente sentendo ancora adesso. Ma il problema è molto semplice, che di fronte a una pandemia tipo quella del Covid era difficile poter affrontare con chiarezza e con lungimiranza e con esperienza una pandemia di questo genere. Chiaramente tutti ce l'hanno messa al massimo e alla fine ne siamo usciti. Molti hanno criticato determinate terapie, altri invece hanno detto che erano essenziali, ma queste sono solo, diciamo, chiacchiere. Quello che è importante è che la sanità pubblica ha dimostrato di essere presente, assolutamente presente, ma non solo la sanità pubblica e i suoi rappresentanti, ma soprattutto il fatto che la gente ha trovato un supporto, ha trovato un aiuto, ha trovato tutta una serie di, diciamo, operazioni che sono andate a tranquillizzare le persone, ad affrontare con chiarezza quello che è stato il fenomeno, perché molti vaccini non compivano esattamente il loro mestiere, altri vaccini invece avevano dato risultati positivi. E non si può fare di tutto un'erba un fascio. Chiaramente da questa grande esperienza ne siamo usciti vincitori, ma con molte vittime. E allora lascerei a introdurre Luca Barutta, se vuole introdurre la sanità di oggi, soprattutto all'indomani di una pandemia come è stata quella del Covid. Prego. Beh, sicuramente la pandemia del 2020 ha mostrato quali sono i limiti in cui è arrivata la sanità in Italia. Ha dimostrato le debolezze, la necessità di dover sospendere tutta una serie di interventi, una serie di visite per far fronte a una situazione che non era tanto prevedibile. E quindi si è creato quello che è stato un accumulo di valutazioni, di visite, di interventi che sono dovuti essere fatti successivamente, nell'anno successivo, negli anni successivi. A questi si sono aggiunti anche quelli che venivano sviluppati di anno in anno. La situazione è che nel percorso del Covid, nel periodo del Covid, l'impatto fatto dal personale sanitario è stato massivo, al di là delle proprie capacità, al di là del proprio pensiero di se stessi, ma volto solo al proprio obiettivo, che è quello della salute del prossimo. Successivamente aveva bisogno di un momento di stacco, un momento di riposo, che non ha avuto, e si è trovato anzi richieste di fare ulteriori azioni, ulteriori attività per abbattere quelle liste che si erano create nel Covid e quelle liste che normalmente comunque si sviluppano. E questo ha portato un carico di lavoro enorme al sistema sanitario. Il servizio sanitario subisce adesso questo carico di lavoro. La difficoltà dei lavoratori, dei colleghi, è quella di trovare uno spazio da dedicare a se stessi, non solo all'attività lavorativa. Sono impegnati per eccessive ore durante il giorno, con eccessivi carichi di lavoro e quindi con una difficoltà di staccare momentaneamente da un punto all'altro. Questa è la difficoltà maggiore e questo è quello che sta portando il personale sanitario, medico ed infermieristico ad trovare altri lidi, a trovare altre soluzioni. E l'impoverimento dell'offerta crea questo allungamento della domanda e questa difficoltà e questa richiesta imperiosa di mantenere una situazione che era antecedente, quando la dotazione era maggiore ed era più sufficiente. Certo. Giovanni Leone, che cosa si può fare in un momento in cui c'è questo disagio, diciamo, ambientale, questo disagio da parte di persone che hanno sempre lavorato bene, che si accingono a entrare nel mondo della medicina, nell'applicare appunto la scienza medica, però
non vengono sufficientemente motivate. Perché? Prego. Quando siamo entrati noi, tipo i rappresentanti che ha in questa stanza, avevamo di fronte quella che era l'evoluzione della carriera e quello che è il nostro destino che ci sarebbe stato, visto che tutti e tre lavoriamo negli ospedali pubblici. Adesso i più giovani vedono noi, vedono come siamo finiti noi come tipo di lavoro. C'è una grande differenza per quanto riguarda tipologia di vita tra chi si occupa prevalentemente di urgenza ed emergenza e chi fa un'attività più spostata sul programma, sulla prevedibilità di quello che è il tuo lavoro. Naturalmente l'urgenza ed emergenza per un medico, soprattutto all'inizio, è stata sicuramente più affascinante, perché è intensa, perché ti appassiona dall'inizio, perché l'urgenza è quella che ti dà la maggior carica di adrenalina e di intensità per quanto riguarda il lavoro per cui hai studiato tanto tempo. Però deve avere anche un limite per quanto riguarda questa intensità e soprattutto l'emergenza non può diventare cronica, cioè non puoi che tutti i giorni e sistematicamente tu lavori in emergenza. A questo punto si forma un fenomeno per cui giovani come i nuovi specializzanti in chirurgia, ginecologia, in ortopedia cercano dopo i primi 1 o 2 anni di shiftare già su tipi di attività più ambulatoriali e meno dedicate a quello che è l'attività intensiva. E esistono dei varchi impressionanti tra posti messi a disposizione e domande, sia per quanto riguarda le specialità, cioè studenti che non alla fine laureati non vogliono poi alla fine prendere i bandi per quanto riguarda le specializzazioni in medicina d'urgenza e pronto soccorso o di rianimazione anche in Veneto, oppure bandi che vanno deserti. Bisogna trovare quindi un sistema per avere un entusiasmo maggiore e quindi più persone che facciano delle specializzazioni che sono fondamentali per tutti. Io penso che il primo passaggio sia quello della rivalutazione in maniera pesante, cioè il raddoppio di quello che è lo stipendio per quanto riguarda tutti coloro in proporzione che si occupano di urgenza ed emergenza e che comincia da lì una quarta area di contratto che comincia a parificare lo stipendio dei medici italiani a quelli europei, perché non dimentichiamo che tutti coloro che lavorano in urgenza ed emergenza poi hanno ben poco tempo per fare un'attività libero professionale che aiuta comunque a colmare quel gap stipendiale riguardo a quelli che sono i medici che lavorano in Europa. La maggior parte dei medici che si laureano adesso sono donne, al 60% ormai sono le dottoresse quelle che ci cureranno e la percentuale andrà sempre maggiore, aumentando nel tempo. Le donne devono avere anche il tempo di fare ovviamente anche le altre funzioni della vita, quindi non possono dedicare sistematicamente tutto quanto il loro tempo all'ospedale come forse qualcuno ha fatto nei tempi passati. Bisogna fare una proporzione, un lavoro che sia un lavoro e non un'attività pressoché esclusiva della tua esistenza. Da questo bisogna partire, secondo me, turni adeguati e stipendi adeguati, soprattutto per coloro che puntano solo sul loro lavoro, non su attività collegate, per fare la loro esistenza professionale. Certamente. Giampiero Avruscio vuole aggiungere qualcosa sulla difficoltà di questi specializzandi che trovano grosse difficoltà poi ad inserirsi e se si inseriscono non vengono sufficientemente gratificati, perché quando uno è specializzato a che età normalmente può arrivare uno specializzando? Ma generalmente arriva ai 27, 28 anni, insomma questa è l'età insomma, che arriva a 30 anni, insomma, quindi dopo una lunga carriera di studio. Sì. Però succede questo, io l'ho sempre affermato, non è la prima volta che lo dico, l'Italia purtroppo, lo dico con rammarico, non ha mai fatto una politica verso i giovani adeguata, soprattutto verso quei giovani che sono il futuro, perché la gente che studia medicina, ma come anche altre facoltà, e si specializza e fa master, è il nostro futuro.
E noi spendiamo, lo Stato spende moltissimo, non solo le famiglie, ma anche lo Stato, sembra che siano 200.000 euro all'anno per specializzare una persona, un medico. Ebbene, poi dopo a goderne i frutti però poi sono i paesi vicini, no? L'Inghilterra, la Germania, l'Austria, la Francia, la Spagna, il Portogallo, perché sono paesi in cui insomma, i nostri italiani vanno volentieri a lavorare, sono accolti a braccia aperte. Mentre noi nel nostro paese non abbiamo portoghesi, francesi, italiani, tedeschi, francesi e inglesi che lavorano nei nostri ospedali, insomma una ragione ci sarà. Non è soltanto una questione di economia, cioè di valorizzazione solo economica, ma come giustamente dicevano i colleghi è una questione anche di qualità della vita, soprattutto con il Covid ma anche dopo il Covid. Io mi definisco, ma come definisco tutti i colleghi, ormai siamo diventati medici di clausura, nel senso che in ospedale ormai ci passiamo veramente la nostra vita. È una vita che è come fare il missionario, solo che però uno dovrebbe scegliere dove fare il missionario, non essere costretto a farlo, no, certo, nel luogo di lavoro. E questo vuol dire che noi stiamo uccidendo il nostro futuro. Noi, per carità, è stato firmato questo nuovo contratto dei medici, ma come anche l'altro contratto dopo 7 anni di assenza e di vacanza che non era stato firmato, però non sono contratti che bloccano e fermano la fuga dall'ospedale, ma il problema non riguarda i medici o gli infermieri, perché vede, medici e infermieri non ne conosco gli disoccupati, non è un problema di occupazione di queste persone che lo trovano sul territorio, in privato, all'estero e sono più valorizzati, ma il problema poi riguarda le persone, perché quando c'è un bisogno di salute, dove vanno? E Covid l'ha dimostrato, nell'ospedale pubblico, ma se la politica è cieca, muta e sorda, il danno lo fa a se stessa, lo fa alla comunità, lo fa ai cittadini, non lo fa ai medici e agli infermieri, che, ripeto, non abbiamo nessun problema di disoccupazione. I medici, vede, c'è stato questo sciopero, ma cosa vuole? I medici, lo sciopero, insomma non siamo le persone che vanno per le strade, fermano non so, le comunicazioni, i treni, oppure salgono sui tetti, semplicemente i medici e infermieri se ne vanno dall'ospedale. Il modo di fare sciopero dei medici è quello di andarsene via e il problema poi dopo, ripeto, riguarda poi i cittadini, le nostre persone fragili, la patologia cronica, i nostri anziani, i nostri figli, i nostri nipoti. Questo, ripeto, io lo dico con molta rammarico e mi meraviglio come questa politica continua a essere muta, cieca e sorda. Grazie. Grazie, allora partiamo col primo contributo, Servizio Sanitario Nazionale Malato Terminale. L'universo della sanità pubblica italiana per la prima volta ha protestato insieme per dire che la sanità pubblica non si svende ma si deve difendere. Una critica alla legge di bilancio del governo Meloni che ha destinato al comparto 3 miliardi di euro, di cui 2,8 per rinnovare i contratti e che sono comunque considerati insufficienti. 5 le richieste a Palazzo Chigi: assunzioni di personale, detassazione di una parte delle retribuzioni, risorse congrue per i contratti, depenalizzazione dell'atto medico, cancellazione dei tagli alle pensioni. Le sigle che rappresentano il comparto sanitario lamentano i continui definanziamenti al settore che sono iniziati ormai da tempo, denunciano carichi di lavoro sproporzionati, un eccessivo ricorso alla magistratura penale contro i medici. Si dicono dimenticati dopo le pacche sulle spalle del periodo Covid, ma proprio dopo la pandemia Covid si è molto parlato della necessità di un rilancio del Servizio Sanitario Nazionale Italiano, rilancio che però è rimasto lettera morta. Anzi, l'Italia continua ad essere uno dei paesi che meno investe nella salute dei propri cittadini. Lo si vede dal confronto con gli altri paesi europei. Ma le difficoltà della sanità pubblica, che non riesce a garantire servizi in tempi ragionevoli, apre spazi al business della sanità privata, creando così nuove discriminazioni
discriminazioni tra chi può spendere per curarsi e chi deve aspettare. I casi clamorosi non mancano, come quello di un anziano da 43 giorni in un pronto soccorso romano o di una donna di 59 anni morta in seguito ad un malore improvviso accusato nei pressi dell'ingresso di un pronto soccorso che era chiuso per lavori. Le strutture pubbliche sembrano ormai vicine al collasso e si moltiplicano iniziative che offrono assistenza e cura ai cittadini H24, ma a differenza del Servizio Sanitario Nazionale ti curano se paghi. Al pronto soccorso del Policlinico San Marco di Zigonia nel Bergamasco, pagando 149 euro, non si fa la coda e si viene assistiti subito anche se si ha un codice bianco o verde. Con esami strumentali la cifra sale a 500 euro. Ecco che si viene a creare una differenza tra i cittadini di serie A e di serie B. Per garantire un elevato standard di cure per tutti, la nostra sanità avrebbe bisogno di più soldi, ma il governo Meloni non ha intenzione di concedere stanziamenti extra. Il ministro alla salute Schillaci aveva chiesto che nella prossima legge di bilancio fossero inseriti 4 miliardi di euro in più per il fondo sanitario, da destinare prioritariamente al personale, ma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti è stato chiaro: non saranno previsti finanziamenti extra. Quella del nostro Servizio Sanitario Nazionale è la cronaca di una morte annunciata, perché è da anni che viene denunciata una situazione ormai insostenibile sia per il personale sanitario ma anche per i cittadini. Parole che sono cadute nel vuoto, e ora a far traboccare il vaso è arrivato il taglio retroattivo alle pensioni di medici, infermieri, personale sanitario. Per loro e per altri dipendenti pubblici il governo ha previsto un ricalcolo dei rendimenti applicati ai versamenti, una cura da cavallo che porterà risparmi per 21 miliardi allo Stato entro il 2043. Bisognerà poi vedere se il paziente riuscirà a sopravvivere alla cura. Sì, c'è un piccolo divario tra quello che è la cura e quello che è invece la patologia. Prego, professor Luca Barutta. Ma la situazione è piuttosto grave, come viene evidenziata. Il motivo dello sciopero parte da una situazione in cui il finanziamento e l'attenzione da parte del governo dello Stato a una delle cose più importanti della propria esistenza di Stato, cioè la salute dei propri cittadini, è sempre in continuazione ridotta. Noi abbiamo avuto un incremento del finanziamento statale solo nell'anno 2021-22 legato all'emergenza Covid, dopodiché siamo scesi a tassi che sono inferiori a quelli del 2019. Sono naturalmente lontani da quello che viene considerato dall'Ocse come limite per una sopravvivenza del servizio sanitario, che è del 6,4-6,3% sul PIL annuo. Siamo scesi a un 6,2% ed è previsto per il 24-25 fino ad arrivare ad un 6,1% sul PIL. Teniamo presente che gli altri stati, quelli che ci sono vicini in Europa per confine e per anche aspetti organizzativi, investono dall'8, 9, 12% nella Germania. A questo si aggiunge al mancato finanziamento anche una politica svolta ad ridurre tutti quei posti letto che avrebbero permesso a far sì che quel paziente da 40 e passa ore in pronto soccorso venisse accolto nel reparto e trattato correttamente. Questo ha portato nient'altro che un iperlavoro a chi sta nelle corsie ed un problema di intasamento a chi sta nei pronto soccorsi, perché non riesce a liberare quelle barelle, perché non ha dove posizionare, dove mandare, dove ricoverare il paziente. Questo comporta un tentativo che è però postumo, che è quello di trovare dei posti, di trovare un sistema di sanità territoriale, un sistema di sanità territoriale che l'abbiamo in una certa maniera distrutto.
pensiamo ad regioni dove i presidenti dicevano che non era utile andare per il paziente dal medico di base, poteva andare direttamente al pronto soccorso. Quindi questo vuol dire aver annullato quella che è quella forma di filtro e di preparazione dei pazienti anche all'arrivo nel pronto soccorso o all'ospedale, che è il territorio. Certo, grazie. La visione è, non trovo in questo momento una visione strategica da parte del governo o dello Stato per andare oltre a questa problematica. Grazie, grazie. Allora, la fuga dei medici, servizio numero 2. 10 medici al giorno danno le dimissioni dal loro posto in ospedale in Italia. Il dato è relativo al 2023. Nel 2022 erano 7 al giorno i camici bianchi che lasciavano. È una fotografia disastrosa quella scattata a livello nazionale dalla NAO Assomed, il sindacato dei camici bianchi ospedalieri, e che riguarda in generale anche il Veneto. I numeri raccontano una realtà preoccupante. A livello italiano, tra il 2019 e il 2021, sono stati 21.000 i medici ad abbandonare gli ospedali, numero che include anche 12.645 pensionati, ma soprattutto 8.000 professionisti che hanno rinunciato per scelta alla corsia. E per andare dove? Per andare nel privato o all'estero, dove si guadagna di più ed è più facile fare carriera, ma anche riciclandosi, magari come gettonisti delle cooperative. Si lavora 5 notti al mese e si guadagna praticamente come uno strutturato. Non hai le ferie e le malattie pagate, ma se ti organizzi riesci a far saltare fuori anche queste voci di spesa. Per capire, il medico a gettone è pagato anche 1.200 euro lordi a notte. Decide lui quante farne e quando. L'anno scorso in Veneto sono stati appaltati all'esterno 42.000 turni, oltre 15.000 nei pronto soccorso, quasi 10.000 in rianimazione, 3.800 in ginecologia ostetricia e 2.600 in pediatria. Operazione obbligata da parte dei manager aziendali per far fronte all'emorragia di organico. Una indagine eseguita dai vertici della sanità a Venezia dice che ha manifestato la volontà di licenziarsi al più presto il 18% dei direttori di reparto e il 16% di chi non ha responsabilità dirette. All'origine ci sono gli stipendi ritenuti troppo bassi rispetto a quelli offerti nel privato, lo stress causato dalla carenza di organico e dagli anni difficili del Covid, ma anche le frequenti aggressioni e le cause giudiziarie di chi ritiene di aver subito un danno in ospedale. L'andamento generale è pessimo, si sta un po' meglio nelle università, ma anche lì quello che viene definito il burnout non fa sconti. Il 34% dei medici internisti veneti, che lavorano in reparti che da soli assorbono un quinto di tutti i ricoveri in Italia, riferisce di soffrire di questa sindrome da stress da lavoro correlato e ben il 47% ammette di aver pensato di licenziarsi nell'ultimo anno. Il dato inquietante è reso pubblico dalla Federazione dei Medici Internisti Ospedalieri, a cui va aggiunto il 63% che afferma di essere emotivamente sfinito, il 75% di lavorare troppo, l'82% di arrivare a fine giornata in una condizione di pesante affaticamento, il 47% poi è frustrato dal proprio lavoro, il 50% si dice esaurito. Professor Leoni, è possibile che un professionista come un medico che ha studiato per anni riesca a arrivare a una situazione di questo genere dove la sua sopravvivenza è messa in discussione dalla gestione della sanità pubblica? Prego. È possibile perché i medici hanno delle vite molto differenti da reparto a reparto degli ospedali. Non si possono paragonare coloro che lavorano in reparti dove l'attività è prevalentemente programmata o di tipo più che altro ambulatoriale a coloro che lavorano in urgenza ed emergenza. E dopo il pronto soccorso, dove tutti quanti passano, il reparto dove si ricoverano di più gente d'emergenza è la medicina interna. Il 100% dei ricoveri sono in urgenza.
sono naturalmente i passaggi intermedi come la radiologia e gli ambulatori, poi le altre specialità. Anche nelle chirurgie sono dei ricoveri in urgenza, però c'è anche parecchio l'attività in dispositivo. Quindi in proporzione la gente che si trova sempre a lavorare in affanno per una carenza di posti letto che ci porta agli ultimi posti in Italia, praticamente siamo alla metà di quello che ci sono in Germania. A queste problematiche anche i medici che non devono solo trovare una diagnosi, ma anche riuscire a sistemare il paziente che non può andare a casa ma che deve essere ricoverato. La problematica quindi è anche quella di aver fatto una progressione di inversione di disponibilità non solo di posti letto, ma in proporzione anche di medici che hanno una parte della loro attività anche dedicata all'utenza esterna, e così che si creano quelle che sono le liste di attesa per diminuzione in quelle che sono gli orari a disposizione anche del tempo di terapia, un adeguato numero di ambulatori e di esterni. E se il territorio non trova poi un numero adeguato di posti per quanto riguarda le visite, finisce che aumentano i cosiddetti codici bianchi, che sono l'assoluta maggioranza di quelli che sono i carichi i codici bianchi che erano quasi scomparsi durante la pandemia e sono ripartiti al caso. Il servizio ha parlato anche di quello che sono le aggressioni e la situazione di incertezza per l'incolumità personale a livello di pronto soccorso, a livello dei reparti. Tanto c'è da dire che chi è violento per natura si comporta come tale in qualsiasi circostanza. Il violento allo stadio è identico al violento che può capitare di dover essere assistito per pronto soccorso. Poi ci sono le violenze che nascono anche da una irritabilità o da una situazione particolare che viene a crearsi in condizioni di stress. E questo è un altro livello del problema, per cui molte volte queste possono essere evitate cercando di intercettare quelli che sono gli elementi più critici in evoluzione, in particolare quando per motivi organizzativi si trovano ad avere dei tempi troppo lunghi per quanto riguarda una corretta informazione di quello che sta avvenendo in quel momento. Perché la gente che dietro una porta sta lavorando, non sta sicuramente perdendo tempo, ma purtroppo molte volte l'impegno non è percepito dall'altra parte della parete. Certamente. Quindi, per concludere, chiaramente la conclusione non risolve il problema. Come affrontare questo problema, Giampiero Avruscio? Guardi, noi appartenendo al mondo assistenziale, sanitario, ospedaliero e anche al sindacato come la federazione La Cimo, FESMED, di cui appartiene anche la mia sigla dei primari, così come i medici dell'ANPO, della ANAO, ASSOMED, questo grido d'allarme non è da ora che noi l'abbiamo gridato. Ma in tutti i governi, chi era all'opposizione un po' ci difendeva, chi era al governo non faceva nulla però per migliorare la situazione e viceversa. Ora io credo che noi dobbiamo avere un sostegno da parte dei cittadini. I cittadini devono rendersi conto con noi che il problema riguarda proprio la gente. Il nostro rammarico è che la politica non si rivolge contro di noi, ma si rivolge contro le persone che hanno bisogno di salute, che pagano le tasse come le paghiamo tutti quanti noi. E abbiamo diritto, e anche per Costituzione, a una sanità che deve essere pubblica. Ma quando cominciamo anche a meridionalizzarci, anche nelle regioni più avanzate come la Lombardia, come il Veneto, e io ricordo che ci sono regioni che hanno i finanziamenti, la regione Sicilia è una regione a statuto speciale, non è che finanziamenti non ne ha sulla sanità, però guarda caso la gente è abituata ad andare sul privato, perché? Perché il pubblico non funziona. E allora non vorrei, come sta succedendo anche in Veneto, che le multinazionali hanno comprato in pratica tutti i poliambulatori e ci sarà anche un motivo, e allora che la gente che ha necessità, soprattutto per la patologia cronica, di avere delle prestazioni, e allora sia costretta, non per scelta,
ma sia costretta ad andare sul privato. Vede, io sono favorevole a che l'attività privata nella sanità integri il pubblico, ma non che arrivi a sostituirla, perché altrimenti siamo nel fallimento della sanità. Quindi io credo che bisogna battagliare insieme, che sia proprio la gente a sostenerci per gridare il disagio che riguarda, ripeto, la popolazione quando ha bisogno di salute. I nostri pronti soccorsi sono pieni di persone che hanno bisogno e che il territorio però non gli dà, perché poi se c'è anche una colpa, una responsabilità nostra di medici e di sindacati, è che siamo molto frazionati. Sul territorio abbiamo i medici di medicina generale, gli ambulatori specialisti esterni, interni, pediatri di libera scelta che hanno un contratto di liberi professionisti convenzionati. Gli ospedalieri abbiamo anche più sindacati addirittura per specialità, gli ortopedici, i chirurghi e via di seguito. Divide e timpera, forse è anche voluto questo. Però io credo che noi dovremmo avere la collaborazione proprio dei cittadini, che scrivano alla Regione, che scrivano allo Stato, che dicano il disagio che provano insieme a noi. L'abbiamo dimostrato anche nel Covid, quanti di noi hanno perso la loro vita e si sono ammalati insieme ai nostri pazienti. Ecco, questo deve servire, non dobbiamo dimenticarci. Io pensavo che il Covid avesse insegnato qualcosa alla politica e invece purtroppo non ha insegnato nulla, però noi dobbiamo reagire, non dobbiamo accettare queste cose passivamente. Noi siamo qui proprio per chiedere questo aiuto e questa collaborazione da parte dei cittadini. Grazie, grazie di quello che ha detto, grazie perché ha coinvolto i telespettatori in un problema che veramente ci tocca da vicino, perché tutti noi prima o dopo ci andiamo in ospedale, prima o dopo avremo qualche guaio e prima o dopo avremo bisogno di persone competenti e persone che come un tempo si dedicano volentieri, ma queste non devono essere agnelli sacrificali di una scienza che invece può progredire in maniera totalmente diversa e dare un senso di avanzamento della tecnologia, della scienza, di quello che è l'aiuto ai malati. Questa è la cosa fondamentale. Fuori di questo non c'è nulla. Grazie, grazie a tutti voi. Grazie. Certo, grazie al dottor Luca Baruta, segretario di Anaos Omed del Veneto, a essere stato qua con noi. Grazie al professor Giovanni Leoni. Buonasera. Grazie anche a lei, Presidente dell'Ordine dei Medici di Venezia, grazie al Professor Giampiero Avruscio, Presidente di Alpo Ascolti di Padova. Grazie per le vostre parole, per la vostra testimonianza. Noi continueremo ad occuparci ovviamente come dire, di quello che sarà lo sviluppo poi di questa difficile situazione del servizio sanitario nazionale, ma soprattutto anche di quelle che sono le condizioni di lavoro appunto del personale che appunto è occupato nel comparto medico. Grazie ancora per il vostro contributo. Per i nostri telespettatori adesso andiamo un attimo in pubblicità, poi ritorniamo, come avevamo già preannunciato in apertura di trasmissione, ritorniamo con la nostra pagina dedicata alla storia. Questa volta parliamo di una figura politica, diplomatica di grande importanza che ha segnato la sua epoca, cioè parleremo di Henry Kissinger, che è deceduto da poco all'età di 100 anni. A tra poco dopo la pubblicità.